Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, la beffa sulle esequie, la legge che esclude il marito indagato arriva solo ad aprile. Il ritorno della salma di Liliana Resinovic a Trieste, che per la famiglia avrebbe dovuto segnare finalmente un momento di pace e di restituzione, si sta invece caricando di un ulteriore nodo doloroso e paradossale. Dopo mesi di attesa, la richiesta presentata dal fratello Sergio è stata accolta e il corpo della donna potrà rientrare nel capoluogo giuliano. Ma proprio adesso, mentre si avvicina il momento della nuova sepoltura, emerge un vuoto temporale che rischia di pesare anche sulle decisioni più delicate legate ai funerali. Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021, era stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex OP di Trieste. Nel 2024 la salma era stata riesumata per nuovi accertamenti medico-legali e da allora non era più tornata al cimitero di Trieste. Il lungo stop aveva lasciato sospesa non solo una vicenda giudiziaria già tormentata, ma anche la possibilità per i familiari di restituirle una sepoltura definitiva. Adesso quel passaggio sembra più vicino, ma resta incastrato in una fase di transizione normativa che complica tutto. Uno dei punti più rilevanti riguarda il nulla osta relativo alla restituzione della salma. In quel documento, mostrato anche in televisione, non compare più come data di morte quella del ritrovamento del corpo, il 5 gennaio 2022, ma quella del 14 dicembre 2021, cioè il giorno della scomparsa. È un dettaglio che pesa molto, perché si collega direttamente ai nuovi accertamenti affidati alla dottoressa Cristina Cattaneo e fotografa un cambio di impostazione rispetto alle prime fasi del caso. Sullo stesso nulla osta viene inoltre riportata come causa della morte il soffocamento provocato da terzi. C'è poi il capitolo della cremazione, che in questa storia ha assunto un significato non solo pratico ma anche simbolico. La cremazione è stata vietata e, secondo quanto riferito da Sergio Resinovic, la salma dovrà essere collocata in una bara zincata. Lo stesso Sergio ha spiegato che bisognerà rifare sia la bara sia la lapide, con nuovi costi per la famiglia, e che Liliana verrà tumulata accanto alla madre. È un ulteriore peso che si aggiunge a una vicenda che, dal punto di vista dei parenti, avrebbe potuto seguire un percorso molto diverso se le indagini iniziali fossero state più rapide e più nette. Il vero cortocircuito, però, nasce dalla nuova legge approvata a marzo in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. La legge 9 marzo 2026, No 35, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2026, introduce una disciplina destinata a cambiare radicalmente situazioni come questa. Da un lato prevede la decadenza dai diritti sulle spoglie in caso di condanna per determinati reati commessi contro la vittima. Dall'altro impone che, dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale assoluzione, il coniuge, il partner, il parente prossimo, il convivente o altra persona legata affettivamente alla vittima non possano esercitare diritti in materia di tumulazione, inumazione o cremazione se coinvolti per quei reati. La ratio della norma è chiarissima: evitare che una persona sospettata di aver avuto un ruolo nella morte della vittima possa decidere del corpo, della sepoltura o dell'eventuale cremazione. Il problema però è che la legge, pur essendo già stata pubblicata, risulta vigente dall'8 aprile 2026. E qui si apre il paradosso che sta facendo discutere, perché fino ai primi giorni di aprile quella preclusione non è ancora operativa e dunque la situazione resta sospesa proprio nel momento in cui la salma dovrebbe tornare a Trieste e i funerali dovrebbero finalmente essere organizzati. È questa la vera corsa contro il tempo che si è aperta attorno alle esequie di Liliana. Se il rientro della salma e la celebrazione dei funerali dovessero collocarsi prima dell'entrata in vigore piena della nuova disciplina, il quadro formale resterebbe quello precedente, con tutte le tensioni che ne derivano. Se invece i tempi dovessero allungarsi fino ad aprile inoltrato, il nuovo assetto normativo renderebbe molto più netto il perimetro dei soggetti esclusi dalle decisioni. In altre parole, non si discute solo di date o di cavilli, ma di chi abbia titolo a intervenire in un momento che per la famiglia dovrebbe essere soltanto di commiato. Dentro questo scontro si inserisce anche la frattura, ormai evidente, tra Sergio Resinovic e Sebastiano Visintin sul luogo in cui Liliana dovrà riposare.
Sergio ha sostenuto che Visintin, in quanto indagato, non dovrebbe più poter assumere decisioni sulla sepoltura della sorella. Ma proprio la tempistica della nuova legge dimostra che il punto non è ancora così lineare sul piano immediato. La norma è stata approvata per impedire casi del genere, ma entra in vigore solo ad aprile, e questo lascia aperta una finestra breve, ma delicatissima. Nelle ultime ore, Sebastiano Visintin ha ribadito pubblicamente la sua posizione sulla destinazione finale della salma. In un intervento del 25 marzo ha detto di non condividere le idee del cognato sul luogo in cui collocare i resti mortali di Liliana e ha sostenuto che la moglie debba tornare nella tomba da cui era stata prelevata per gli esami autoptici. Ha anche aggiunto che, quando la procura di Trieste darà il proprio assenso, intende dare seguito a quelle che lui definisce le volontà di Liliana. Parole che confermano come il contrasto non sia soltanto giuridico, ma profondamente umano e familiare. Così, quello che avrebbe dovuto rappresentare il ritorno definitivo di Liliana a Trieste si trasforma nell'ennesimo passaggio carico di attrito. Da una parte c'è una famiglia che rivendica il diritto di restituirle una sepoltura dignitosa accanto alla madre, dopo anni di inchieste, riesumazioni attese. Dall'altra c'è un impianto normativo appena approvato che sembra scritto proprio per casi come questo, ma che arriva con qualche giorno di ritardo rispetto all'urgenza dei fatti. E nel mezzo resta una domanda che pesa più di tutte. Chi può davvero decidere oggi sul corpo di Liliana Resinovic, mentre la legge che dovrebbe chiudere ogni ambiguità non è ancora entrata in vigore? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.